Euroregione.news. Batterie al litio, conoscere per sicurezza. A Codroipo si è tenuto un convegno a ingresso gratuito per divulgare le procedure comportamentali utili alla prevenzione dei rischi relativi all'uso, allo stoccaggio e alle misure di spegnimento incendi con batterie al litio per ridurre i danni alle persone e alle cose. Dopo l'introduzione di Paolo Grossa per Friuli Antincendi e Percorso Sicurezza, è intervenuto il sindaco di Codroipo Guido Nardini, prima di ascoltare il primo relatore funzionario del NIA della Lombardia, Andrea Foggetti. Per quanto riguarda l'informativa legata alle batterie al litio, ai sistemi di stoccaggio per gli impianti fotovoltaici alimentati appunto da batterie al litio, dovevamo avere il teatro dato dal comune per un improvviso inconveniente che non sono riusciti ad affrontarlo. Abbiamo dovuto spostare e deviare all'ultimo minuto qui alla Friuli Antincendio, dove hanno messo a disposizione chiaramente una sala, e stamattina il sindaco è venuto a dare il suo saluto di benvenuto, è rimasto entusiasta, ha assistito al seminario e abbiamo toccato appunto tutti i punti riguardanti la pericolosità di queste attrezzature che, per carità, hanno sicuramente migliorato il nostro approccio sia per quanto riguarda l'automotive ma anche nell'elettronica di consumo, avendo grandi quantità di energia in uno spazio limitato. Sono però attrezzature che vanno conosciute nei limiti e vanno trattate in un determinato modo, proprio perché altrimenti possono incorrere a delle problematiche termiche che si sviluppano poi con un abuso meccanico, un abuso elettrico e un abuso termico che può dare sfogo a incendi e con rischi collegati. Batterie al litio, prestando attenzione, conoscendo quali sono i potenziali rischi di queste nuove tecnologie che sicuramente migliorano la nostra vita, ad esempio ricaricare la batteria sul balcone e non più sotto al divano di casa o dentro in casa. Insomma, conoscendo quali sono i potenziali rischi, ci si adegua in modo da effettivamente limitarne le conseguenze nel qual caso dovessero verificarsi questi spiacevoli eventi. A Codroipo, nella nostra Safety Training Academy, quest'oggi abbiamo tenuto l'ennesimo incontro sulla conoscenza delle batterie agli ioni di litio. Ci tengo sempre a sottolineare un aspetto, che non è un incontro, non sono degli incontri che demonizzano la tecnologia delle batterie agli ioni di litio, ma anzi tendono a far conoscere questo genere di tecnologia per utilizzarla al meglio, innalzando la prevenzione. La prevenzione in questo caso è conoscenza e consapevolezza, prima di tutto della popolazione, che deve sapere che cosa ci portiamo in casa e come poter utilizzare al meglio i vari presidi che popolano le nostre abitazioni. Pensiamo a tutti i dispositivi elettronici, dal computer alla micromobilità al telefono, che carichiamo magari la sera a casa e che possono inavvertitamente innescare dei problemi dati da un loro cattivo utilizzo o da una loro cattiva manutenzione, o anche, perché no, da una loro cattiva progettazione, e che di punto in bianco possono appunto innescare dei pericoli. Conoscere è la prima forma di prevenzione. Come Percorso Sicurezza e Friuli Antincendi ci teniamo a diffondere quanto più possibile questa cultura, non solamente alle forze dell'ordine o di soccorso, ma soprattutto alla popolazione. Direi innanzitutto un'iniziativa interessantissima. Noi molto spesso i cittadini, ma noi stessi, diamo per scontato tutto sulle batterie agli ioni di litio, però la realtà è che non ne conosciamo né le potenzialità né i rischi. Il fatto che ci sia un percorso conoscitivo come questo è un valore aggiunto, e quindi io non posso che ringraziare gli organizzatori. Mi auguro che sia una giornata proficua nella quale tutti possano comprendere, ripeto, quello che è la potenzialità delle batterie agli ioni di litio, ma anche i rischi e come superare queste difficoltà. Allora, molto interessante, mi hanno illustrato all'inizio questa novità, anche come intervenire. Qui ovviamente siamo nel luogo più adatto per comprendere queste cose, queste nuove tecnologie, perché sempre più spesso, piaccia o non piaccia, leggiamo sul giornale che ci sono incendi, e sono incendi diversi da quelli degli incendi classici che noi siamo abituati, e anche le modalità e i mezzi per intervenire sono diversi. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news